5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con... Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? È atterrata una stella, si chiama Capricorn Stars, il nuovo Risto Pub. Dal martedì al sabato pranzo completo a menù fisso con 10 euro. Durante la settimana musica anche dal vivo, karaoke, cabaret, feste a tema, birre speciali e cocktails unici. Capricorn Stars, ristorante, pizzeria e pub. Alli Punti in via Busonera 28. Info 079 39 77 22. Capricorn Stars, notti magiche. Buonasera, benvenuti. Signori, siamo a Porto Istana, a pochi metri da Montamaria, a pochi chilometri da Olbia. Siamo qui quest'oggi per un grande spettacolo con un grande pubblico. L'applauso del pubblico con l'inizio di Jimmy e le sue ballerine. Vai, si parte! Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. It's exposed to speakers. I'm still jumping 6 in the morning. Take on dancing classes. I'm passion. No questions. Time for some action. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's tempo. If you be an info, I'll be an info. Jimmy, scusa un attimino, tu che vieni spesso nei miei programmi, io sono molto offeso con te. Scusate se inizio con questo modo che sembra, però non va bene. Cioè, perché tu hai tirato via dal tuo gruppo di ballo una persona che mi sta molto cara, una persona anche che come ballerino è un grande. Io non ti permetto, Jimmy, non ridere. Cosa ridi? Non ti permetto, Jimmy, di fare queste cose. Io lo porto qui e fate un pezzo di questo ballo, quindi metto proprio un pezzettino insieme a lui perché, guarda, mi hai offeso. Mauro, venga, venga. Venga, un applauso a Mauro. Venga, Mauro, venga. Ok. Ma guardi, ma queste cose non è... Ma non sta né in cielo né in terra. Ma guardi, io sono incavolato. Ma anche lei? Ma chiaro. Ma non è possibile. È così. Ecco, allora, scusate, perché? Dove è finito Jimmy? Jimmy, dove stai? Jimmy, vieni, oh! Ma che ce l'hai con Mauro? Ma che ti ha fatto Mauro? L'ha tirato via dal gruppo di ballo così? Ma roba da pazzi. Ma è incredibile. Ma non ci posso credere. Ma il n'est pas possible. Se è pas possibile, parla pure francese quest'uomo. Attenzione, ma mi raccomando, organizzati con lui. Rimanda ancora sta cosa qua, Rimanda ancora. Applauso per Mauro! Mauro, sulle manine! Mauro! Oh, vai! Insieme a Mauro, fagli vedere. Nasty. Too dirty to clean my after. You ain't dirty. You ain't here to party. L'assessore Livio Fideli con noi.
Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Anche se lei è assessore all'urbanistica di questa grande città che è Olbia, ma oggi approfittiamo per parlare anche di turismo, di quello che offre comunque questa città. Per esempio, parliamo di questa spiaggia che è qua dietro di noi, questa bellissima spiaggia di Porto Istana. Lei ha dei ricordi di questa spiaggia? Ma, più che di questa spiaggia, ha ragione signora, c'era meno gente. È vero, c'era meno gente, però il turismo significa anche poter avere questo bel pubblico, questa bella serata che c'è come oggi, gestita da te. Molto, grazie. Parlare di turismo ad Olbia penso sia la cosa che questa amministrazione abbia puntato dall'inizio, cioè trasformare la città da una città di servizi a città anche di turismo, e ritengo che chi viene a Olbia da tanti anni ha visto questo cambiamento notevole che c'è stato e che speriamo di poter continuare con i progetti che abbiamo messo in essere anche per il futuro. Turismo significa sicuramente portare a conoscere il nostro territorio in tutto il mondo, significa fare conoscere la Sardegna non solo in Italia ma anche all'estero. Questo è un nostro principio, un nostro punto di partenza, e speriamo di poter continuare a portare avanti il nome di Olbia in tutto il territorio, non soltanto nazionale ma anche europeo. Grazie Livio Fedeli. Io ho qui con noi anche Don Vladimiro. Buonasera, diamo il microfono, stia pure comodo. Buonasera Don Vladimiro. Buonasera, Ho sentito... poi buonasera a tutti. Facciamo un applauso a Don Vladimiro, dai. Grazie. Devo farle i complimenti per la sua chiesa, guardi. Ma so che in questi giorni qui, grazie anche al consigliere Satta, all'amministrazione di Olbia, si sta realizzando una bella nicchia per un punto per i fedeli. Ma grazie per i complimenti per la chiesa, e complimenti andrebbero anzitutto a Don Augusto, che è deceduto poco più di un mese fa, e il merito principalmente suo e di tutti coloro che si sono adoperati per la costruzione della Sacra Famiglia, come strutture e come comunità. Devo dire veramente di un notevole anche esempio. Poi, quanto a questa festa qua, sapendo che è stata già fatta per qualche anno, quest'anno abbiamo pensato di scegliere come patrono San Lorenzo. Per primo motivo perché capita il 10 agosto, il periodo in cui qui c'è maggior numero di persone. E poi in un secondo luogo San Lorenzo come figura, anche se abbiamo notizie storiche poche di questa persona, avrebbe tanto da insegnarci e dovrebbe anche accompagnarci, assisterci anche nel nostro cammino di fede. E organizzando anche questa festa è un tentativo di stare vicino, di accompagnare e di arrivare almeno minimamente anche a quegli olbiesi e turisti che si trovano in questa zona, per accompagnarli anche in una crescita anche spirituale. Infatti ieri abbiamo promosso la raccolta del sangue, abbiamo celebrato la messa in onore di San Lorenzo. Speriamo che questa festa diventi una tradizione bella a tutti i livelli, e se magari possiamo promuovere qualche iniziativa in più anche nell'arco dell'anno, sarebbe veramente una cosa positiva, penso, per tutti. Ladies, fellas, drop your cups, bodies hot, front to back, move your ass, I like that. Side hip huggers, know for sure. Shake a little something on the floor. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your hand. Take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Girl, what we do? State lì, bravi ragazzi, state lì. Facciamo sentire gli applausi di Porto Istana, dai, grandi. Die pro die. In collaborazione con A Castelsardo, davanti un'incantevole vista sul mare, il ristorante La Guardiola ti aspetta con i suoi raffinati e gustosissimi piatti, la ricerca dei sapori e dei colori, immersi nel centro storico della bellissima Castelsardo, in piazza Bastione 4. La storia ti aspetta, la scelta dei sapori più ricercati. I don't know about you, but if you're feeling